Mi chiamo Alessandro Cavarappe, sono docente di medicina interna dell'Ateneo Udinese e ho avuto l'onore di introdurre in nome per conto dell'Università di Udine la serata di questa sera. Questa è l'ultima serata conclusiva di un ciclo di 18 incontri che prendono spunto dalla trattazione in vari modi dell'agenda delle Nazioni Unite, l'agenda 2030, che tratta della sostenibilità. Sostenibilità sotto vari punti di vista, sostenibilità economica, sostenibilità ambientale, sostenibilità delle risorse alimentari, sostenibilità appunto dell'ambiente in qualsiasi forma, sostenibilità sociale, sostenibilità dei sistemi di welfare e naturalmente sostenibilità dei sistemi che in qualche modo governano il benessere e la salute. E credo che questo punto sia conclusivo molto importante perché segue la penultima relazione che è stata effettuata sulla sostenibilità dei nostri sistemi socio-assistenziali previdenziali, e quest'ultima relazione prenderà in esame quello che noi ci aspettiamo, una sanità sostenibile che da una parte coniughi l'innovazione tecnologica, che è sempre più importante, e dall'altra assicuri anche la umanizzazione delle cure. Sono due aspetti che sembrerebbero diametralmente opposti e per certi versi confliggono, in quanto anche le vicende ultime della pandemia ci hanno dimostrato come i nostri sistemi siano molto, molto fragili e certamente l'innovazione potrà dare una mano a renderli meno fragili, ma certamente sulla umanizzazione delle cure credo che dovremmo fare molto tutti quanti, noi umani, piuttosto che rivolgerci alla innovazione tecnologica. Sono tante riflessioni che la pandemia ci ha portato a fare. È con vero piacere che presento, se posso farlo, innanzitutto il professor Alberto Felice De Toni, se non altro perché nella sua funzione già rettore nel nostro Ateneo, che si occupa però di sistemi complessi, e questo è un sistema complesso, e l'anfitrione della serata, che è il professor Massimo Robioni, che è un collega docente del nostro Ateneo ordinario di chirurgia maxillofacciale, e parleranno del tema sanità sostenibile, umanizzazione e innovazione, che cosa merita la popolazione dopo il Covid. Vi ringrazio per l'invito e a voi la parola. Grazie. Il benvenuto del Comune di Udine, che ha sostenuto, patrocinato e promosso assieme alla professoressa Missana questo ciclo di incontri. Io credo che indegnamente, non degno, presento questi illustri relatori e due parole per dire quanto il Comune sia interessato a interagire alla sinergia con la propria università, con quella che è la culla delle conoscenze, e soprattutto grata all'Università di Udine per l'impulso di diffusione delle conoscenze che ha sempre dato alla nostra città. Per questo, sotto l'egida del professor De Toni, all'epoca magnifico, è stato siglato un protocollo d'intesa fra Università e Comune di Udine proprio per favorire lo scambio, diciamo, siamo onesti, il trasferimento di conoscenze e benefici soprattutto dall'università verso il comune, e il comune insomma che si giova di questo. Quindi nell'ambito di questo accordo quadro, che è stato fatto 3 anni fa sotto l'egida indomita intelligenza propulsiva del professor De Toni, è stato siglato questo accordo, all'interno del quale questo ciclo di incontri e di eventi si colloca. Io sono particolarmente contento soprattutto del tema della serata, trattato nella serata di oggi, perché credo che dopo l'epoca pandemica parlare di umanizzazione sia quanto mai importante e fondamentale. Sono curioso di sentire
come queste due brillanti intelligenze ci sapranno dare quello che può essere un messaggio di rilancio non soltanto per la sostenibilità delle cure, ma per la sostenibilità di un modello che si basi su una promozione sociale, nel senso su una sensibilità sociale che credo sia andata un po' perduta. Come ente locale, in rappresentanza della città, l'orgoglio di poter dire che abbiamo potuto dare un sostegno a questa iniziativa, ma soprattutto l'interesse a sentire quelli che saranno gli spunti. Da te Massimo ci aspettiamo delle pillole e degli incipit pronti a raccoglierli, e se può essere utile ci mettiamo subito a disposizione per essere promotori e comunque riemettitori del messaggio, se dei nuovi modelli o dei nuovi spunti per nuovi modelli socio-assistenziali, come sono sicuro che saranno da voi proposti questa sera. Ancora grazie dalla città di Udine, che è orgogliosa di avere in qualche modo in modo allevato, anche se sappiamo che insomma i sistemi, se il professor De Toni si occupa di sistemi complessi, l'uomo è veramente un sistema ancora più complesso, quindi nessuno può dire di essere stato la culla, però diciamo che una piccola componente ambientale ha sicuramente favorito e creato le condizioni perché due intelligenze di questo spessore potessero raggiungere i livelli e gli apici di eccellenza che hanno raggiunto. Quindi, come ente locale, il ringraziamento di essere qui questa sera con noi, l'orgoglio di poter aver ospitato la vostra crescita professionale, culturale e sociale, e soprattutto la messa a disposizione, se potremo fare qualcosa, per la promozione dei modelli post-Covid. Dire post-Covid oggi è forse una presunzione di ottimismo, però insomma vogliamo pensare che il peggio sia del tutto alle spalle, per poter poi insomma sostenere e promuovere quelli che saranno i messaggi che voi saprete dare per nuovi modelli di sostenibilità non solo economica ma soprattutto sociale. Grazie. Grazie. Alberto, permettimi di introdurti, ecco, perché è la cosa più bella questa sera per me essere vicino al mio ex magnifico rettore, al quale avevo dato per la sua attività propulsiva di magnifico reattore, perché è stata una cosa incredibile il suo rettorato, e su quest'onda molto attiva e di propulsione veramente incredibile che noi abbiamo cercato in questa giornata, in questa occasione, di combinare le esperienze che possono affrontare il tema della complessità. La sostenibilità di fatto diventa un tema di complessità, e questo binario conduttore che ha praticamente accompagnato queste edizioni e questi incontri. L'ultimo proprio a Gorizia è stato fatto e l'ultimo sarà fatto proprio qui a Udine. Quindi io darei la parola ad Alberto, e lanciando un video che è qualcosa che ricorda Alberto molto bene. Ecco qua. Sì, da qua lo vedo. Senti Alberto, in questo momento di crisi assolutamente inedita, sanitaria, economica, sociale, da ex rettori non invediamo i rettori in Italia. E, insomma, di questa crisi si è detto tutto e di più. È una crisi densa di significato, porta con sé paure, l'isolamento ha prodotto degli effetti anche psicologici importanti che si sono riversati anche nell'economia. Si è parlato di una grande incertezza, di una grande incapacità di prevedere quello che sarà, da un lato. Dall'altro si è detto che questa crisi ha accelerato dei processi sociali già in atto, dei processi economici già in atto, quali ad esempio l'isolamento delle nazioni, il ricollocamento delle catene del valore a livello mondiale, la ricerca di prossimità nell'economia, e ha soprattutto accentuato delle diseguaglianze di genere tra ricchi e poveri e diseguaglianze tra generazioni. Ecco, secondo te come possiamo guardare al futuro con questi elementi così pesanti, accentuati da questa incertezza che abbiamo davanti? Beh, allora, in effetti questa crisi è stata una credo tra le più devastanti che hanno accompagnato il nostro divenire negli ultimi 40 anni.
non era prevedibile e quindi ci siamo trovati tutti in una condizione di difficoltà. Il governo italiano ha non soltanto messo a disposizione molte risorse, ma addirittura messo in piedi delle commissioni come la commissione Colau, che ha individuato 6 grandi aree di intervento e ha individuato ben 102 linee d'azione. Ecco. Però credo che, appunto, come dicevi tu, questa accelerazione delle disuguaglianze sociali, cognitive, di genere, ci pone, cioè ripone al centro il tema di quale società vogliamo costruire. E credo che questa sia una discussione che dobbiamo fare, perché abbiamo bisogno di una società che sia più inclusiva, che sia equa, che sia solidale, che sia aperta, che sia interconnessa, che sia sostanzialmente capace di appunto sostenere tutta una serie di persone che sono in difficoltà sia economiche ma anche relazionali. Quindi va innescata una discussione, secondo me, in tutte quante le sedi di partecipazione sociale, su che cosa vogliamo essere in questa società della conoscenza digitale che è sostanzialmente il futuro della nostra società. Ecco. Credo che abbiamo scoperto che abbiamo 2 grandi reti. C'è la rete logistica mondiale che ha spostato in pochi giorni il virus in tutto il mondo e abbiamo anche la rete digitale che ha spostato anche la paura in tutto il mondo. Ecco. Queste 2 grandi reti fanno girare le merci, le persone e le informazioni, ma gira anche il virus. Qual è la reazione naturale? È quella della disconnessione, cioè in pratica dal sovranismo alla Brexit, alla sostanzialmente alle azioni contro gli stranieri, ecco, sono tutte quante esperienze di disconnessione. Però il mondo è interconnesso, cioè dallo sbarco di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti, nelle Americhe del tempo, il mondo è interconnesso. Secondo me dobbiamo ritrovare le ragioni e gli equilibri di un mondo interconnesso, cioè l'idea di separarci secondo me è perdente perché, come dice il secondo principio della termodinamica, chiusi si muore. Sono completamente d'accordo, però queste spinte ci sono. Nella storia del capitalismo industriale ogni crisi ha prodotto isolamento, protezionismo, crollo del commercio internazionale, per poi rilanciarsi. Il commercio internazionale sta crollando dal 2017 di 3-4 punti percentuali. Il coronavirus, con tutta l'emergenza, ha accelerato dei processi sociali in atto, messi in atto soprattutto nell'amministrazione Trump in questi anni, dove il protezionismo ha iniziato ad affermarsi come principio di chiusura e di separazione. I temi che hai posto sono tantissimi. Dalle proposte Colau, dalle proposte del governo, alla riflessione su una società più equa, più inclusiva, che coinvolga anche gli ultimi. Però dal mio punto di vista c'è un tema centrale che dobbiamo, come dire, osservare con grande attenzione, cioè dobbiamo in qualche modo preservare la creazione di ricchezza nel mondo delle nazioni e presidiare la redistribuzione di ricchezza. Ora, preservare la produzione di ricchezza significa in qualche modo dare slancio all'economia, per l'Italia recuperare dei ritardi di crescita di produttività enormi con riforme che agevolino il lavoro degli imprenditori e dell'impresa, perché in quel contesto si crea la ricchezza. Possiamo discutere sulla redistribuzione, ma se poniamo l'attenzione sulla redistribuzione e non focalizziamo l'attenzione sulla tutela del patrimonio imprenditoriale, sullo sviluppo, no, del patrimonio imprenditoriale ed economico, evidentemente la società non sarà mai in equilibrio. È un momento grande questo di riflessione, approfittiamone
e vediamo questa crisi come un momento di ripensamento, come un momento di ripensamento radicale che non si deve fermare agli stati generali. Le riforme in Italia sono ben chiare da anni. È necessario agire con la visione lunga dello statista e del sociale, senza la visione breve del politico volto al rinnovamento, all'autoconservazione nel breve termine. Questo è il punto. Sì, io sono totalmente d'accordo, cioè l'economia deve produrre valore e la politica lo deve distribuire. Se l'economia non crea valore non c'è da distribuire e quindi dobbiamo agire sia sulla creazione di valore che sulla distribuzione. In ogni caso non tutte le crisi vengono invano, avevamo una Costituzione europea che era ormai comunque al palo, avevamo avuto ben 2 referendum contro l'Europa, avevamo avuto la Brexit, adesso improvvisamente col coronavirus abbiamo il Recovery Fund, cioè quello che non eravamo riusciti a fare durante i periodi di prosperità riusciamo a farlo durante i periodi di crisi. Quindi, come sempre succede, dobbiamo fare dei problemi delle opportunità. Ci siamo riusciti, adesso si concluderà a breve questa questione e questo sarà un grande punto fondamentale. L'unica cosa che io vorrei dire è questa, cioè noi abbiamo questa grande trasformazione digitale che è in essere, che crea disoccupazione in tanti ambiti e dobbiamo assolutamente accompagnare questo grande percorso. Noi abbiamo che la digitalizzazione fa un'espulsione da molti posti di lavoro, noi dobbiamo sostanzialmente fare una specie di piano Marshall, di riqualificazione di queste persone per reintrodurle dentro invece un quaternario digitale che ha praticamente i nuovi primari, secondari e terziari che si aprono con le nuove tecnologie. Ma questo non può venire da solo, quindi dobbiamo fare una grande operazione di accompagnamento e quindi ancora una volta una riflessione prima politica e dopo attuativa. Bene, allora ben trovati a tutti e quindi complimenti alla Missana, all'Università, al Comune per questo percorso. Oggi in realtà l'avete capito, il protagonista è il nostro prof, io farò l'antipasto, lui farà il primo e il secondo, poi il dolce e la frutta faranno le domande dei partecipanti. E come vedete le cose invecchiano, là c'era Conte, c'era Colau, adesso abbiamo Draghi e quindi come se Pantarei tutto scorre eccetera. Bene, allora io appunto, visto che la serata è dedicata al tema della sostenibilità nell'ambito sociale, faccio qualche riflessione diciamo più ampia su questo tema e poi cedo la parola diciamo, al brevissimo Robioni che comunque prima quando faceva i complimenti stavo pensando che però lui ha avuto la fortuna di essere a Maglia Grecia, io nel nord del Longobardo, quindi qua partiamo già con un handicap in partenza. Bene, allora detto questo volevo partire un po' da lontano, volevo partire da Henry Ford. Da Henry Ford che pensate non soltanto è famoso per aver fatto la prima linea alla Ford, perché noi parliamo sempre del paradigma fordista-taylorista, ma Ford in realtà aveva una visione illuminata del capitalismo. Pensate che lui voleva a un certo punto, lui l'ho anche dichiarato, vi leggo le parole sue, la mia ambizione è di assumere ancora più uomini per diffondere i benefici di questo sistema industriale al maggior numero possibile di persone, per aiutarla a costruire la loro vita e le loro case. Per fare questo stiamo reinvestendo la maggior parte dei nostri profitti nell'azienda. Infatti siamo circa al 1910, cosa fa? Decide di destinare parte degli utili su 2 filoni di azione. Uno, aumentare proprio le paghe degli operai e 2, ridurre i prezzi delle auto per renderle sostanzialmente ancora, diciamo, più aumentare le probabilità di diffusione. Che cosa succede? Succede che 2 soci di minoranza fanno causa a Ford e all'azienda e nel 1919 proprio la Corte del Michigan, la Suprema Corte, dà ragione agli azionisti di minoranza, dicendo che i profitti devono remunerare solo ed esclusivamente i soci. Siamo nel 1919. Pensate che nel 70, facciamo un salto ai 50 anni, nel 70 Milton Friedman, che è un Nobel per l'economia,
nel New York Times, quando si cominciava a parlare della social responsibility, dice che la social responsibility del business è incrementare i profitti, ok? E alla fine dice che utilizzare il denaro degli azionisti per risolvere i problemi sociali significa fare della beneficenza con i soldi degli altri. Ecco, questo per dirvi come era a inizio secolo e diciamo nel 70 l'idea della responsabilità sociale. Bene, nel 97 c'è un esperto di sviluppo sostenibile, si chiama John Elkington, che nel 97 fa un libro molto famoso che si chiama The Triple Bottom Line, cioè sostanzialmente introduce il concetto che le imprese non devono fare soltanto un profitto, no? Non devo tirare una riga soltanto sul tema del conto economico, ma anche su quello sociale e ambientale. Questo libro è un punto di riferimento fondamentale per tutti i movimenti che poi negli Stati Uniti si sviluppano fortemente. Nel 2006 nasce sostanzialmente il movimento delle Benefit Corporation, cioè sostanzialmente un movimento che dice, appunto, come sosteneva Ford nel 1910, che le imprese non dovevano fare soltanto un beneficio di tipo economico, ma anche sociale e ambientale. Bene, nel 2010 finalmente nel Maryland viene fatto il Benefit Corporation Act, che poi viene ripreso da altri 35 stati federali americani, con cui sostanzialmente si consente alle imprese di inserire nello statuto la possibilità di destinare gli utili per finalità sociali e ambientali. E pensate che l'Italia è stato il primo paese nazionale ad inserirlo nella finanziaria del dicembre 2015, che poi è diventata la legge di stabilità del 2016. Quindi l'Italia è stato il primo ad inserire questa possibilità. Che oggi, attenzione, sono passati ormai 4 anni, vede già più di un centinaio di imprese che hanno deciso di essere benefit. Bisogna accreditarsi, c'è tutto quanto un procedimento anche un po' complicato, però alla fine c'è la certificazione di società benefit. Ecco. Perché è importante? È importante perché, se ci pensate bene, le società tradizionali estraggono valore, diciamo, dalla società, mentre sostanzialmente le B Corp cercano di generarlo insieme a quello economico ed ambientale. E quindi io dico che si scrive B Corp, no? Questo in gergo è diciamo, la certificazione, e si legge imprese del futuro. Bene, ci abbiamo messo 90 anni negli Stati Uniti e 97 in Europa, ecco, per arrivare a questo pianeta. Però allora, adesso, oltre a questa prima buona notizia, voglio andarvene un'altra, cioè che John Biden, che si è insediato il 20 gennaio di quest'anno, a poche settimane dal suo insediamento, ha finalmente cancellato la decisione di Trump che aveva fatto uscire gli Stati Uniti dagli accordi del clima di Parigi. Ecco. E questa è una buona notizia perché comunque gli Stati Uniti, insieme alla Cina, insieme all'India, insieme al Brasile, sono grandi stati che diciamo, sono responsabili dell'emissione. Ecco. Ma c'è un'altra buona notizia, che è questa: il più grande fondo americano, il BlackRock, che è governato da Larry Fink, che è il suo chairman, che ha un patrimonio, per darvi un quadro, di oltre 9.000 miliardi di dollari. E pensate che il nostro recovery plan ne vale soltanto poco più di 200, questi dispongono di 9.000 miliardi e partecipano moltissime multinazionali, sia americane che europee. Hanno deciso che le imprese devono fare sostenibilità e diciamo, gli investitori delegati di queste imprese che non fanno sostenibilità verranno, tra virgolette, diciamo, puniti. Perché lo dice? Perché lui dice che ormai un'impresa che non abbia una sensibilità, diciamo, sulla sostenibilità è un'impresa i cui prodotti e servizi verranno penalizzati dal mercato stesso. Cioè, in pratica, i grandi gruppi hanno capito che ormai l'onda lunga di questa sostenibilità sta avanzando e si stanno, per nostra fortuna, attrezzando. Tenete presente che questo è il più grande, ma anche gli altri fondi si stanno orientando, e quindi secondo me questa è una terza buona notizia. Le B Corp, la scelta di Biden, l'arrivo sostanzialmente dei grandi gruppi a sposare la sostenibilità. E adesso mi avvio alle conclusioni dicendo questo, che
Comunque non basta che i grandi gruppi facciano delle azioni orientate a questo, bisogna che anche le piccole e medie imprese, anche i singoli cittadini siano orientati alla sostenibilità. Tant'è che noi come laboratorio di energia gestionale abbiamo fatto un progetto di ricerca, qui c'è anche l'Aucello che lo ha seguito in maniera diciamo molto operativo e tecnico, e abbiamo fatto uno studio su come ad esempio le imprese della nautica regionale possono fare sostenibilità. Perché o diamo, diciamo, alle imprese la possibilità di cambiare i loro modelli di business e renderli compatibili con la sostenibilità, oppure la sostenibilità viene vissuta sempre come un costo e quindi come sostanzialmente una cosa da evitare. Ecco. Allora, noi abbiamo lavorato con una decina di imprese e abbiamo cercato di capire, diciamo, le opportunità e i limiti di questi approcci. Qual è il punto chiave su cui abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato su questo punto, prendendo in realtà spunto da Philip Crosby, che è un autore americano, un esperto di qualità, che nell'86 fece un libro da un titolo provocatorio. Il titolo era "La qualità non costa". In realtà tutti noi sappiamo che fare qualità costa, ma la tesi di quel libro era che i costi della non qualità sono sul medio e lungo periodo più alti dei costi della qualità. E questo, se ci pensate bene, vale anche per la sostenibilità, perché i costi della non sostenibilità sono la distruzione del pianeta. Quindi è evidente che i costi della sostenibilità alla fine sono minori dei costi della non sostenibilità. E quindi noi potremmo dire, parafrasando Crosby, che la sostenibilità non costa. Ecco. E poi volevo chiudere con una persona che io ho sempre molto stimato, che è Ernesto Illy. Ernesto Illy, che ho avuto il piacere di conoscerlo, mi ha fatto anche la prefazione del primo libro sulla complessità che ho fatto. Ernesto Illy, non so se lo sappiate, ma lui era in business con Hausbrand. Okay? Poi a un certo punto avevano idee diverse del business. Hausbrand voleva fare diciamo, profitto sul caffè inteso come una commodity, mentre Illy voleva fare business sul caffè inteso come specialty. E quindi a un certo punto decisero di separarsi, perché Ernesto Illy sapeva che per fare qualità in uscita doveva avere qualità in entrata, e quindi decise di andare direttamente dai produttori di caffè brasiliani, bypassando le multinazionali di importatori, e promise ai produttori che se non mescolavano i chicchi buoni e i chicchi cattivi gli avrebbe pagato di più. Cioè in pratica lui decise di pagare di più i produttori perché potesse ottenere poi la qualità in uscita. Bene, e quando io gli chiesi, ma Ernesto, ma come fa a essere certo che questi aumenti di costi li verranno riconosciuti dal mercato? E lui mi rispose dicendo che la qualità ha sempre un prezzo e un consumatore certo. E allora, parafrasando Ernesto Illy, io mi sento di dire che la sostenibilità ha dei prezzi e dei consumatori certi. E con questo, con questo utilizzo di due grandi, secondo me, del passato, Crosby e Ernesto Illy, io cedo la parola al nostro prof qui, perché in effetti poi declinare la sostenibilità in ambito sociale è un'altra sfida. Complimenti, grazie. Allora, grazie Alberto, grazie per aver introdotto questo argomento. Diciamo che non possiamo, credo, parlare di medicina se non inquadriamo assolutamente nella complessità sociale e economica della nostra città, del nostro paese, del nostro sistema Italia. Noi abbiamo lavorato in era Covid, abbiamo lavorato, anche se non direttamente noi come addetti ai lavori, coinvolti nell'emergenza primaria come anestesisti e come infettivologi, ma siamo stati sempre lì. Ed è stato un momento terribile dove a un certo punto dovevi iniziare a pensare. Per iniziare a pensare non avevi la possibilità, diciamo, di non riflettere.
E a un certo punto si ponevano delle domande. Eravamo nella zona della paura, c'era una zona dell'apprendimento e poi una zona della crescita. La zona della crescita era la zona delle domande. Delle domande: cosa sta succedendo? Cosa dobbiamo dare noi come sanitari? Cosa dobbiamo mettere in gioco per la ripresa? Quindi ci siamo trovati nella zona, a un certo punto, a riflettere, nella zona della crescita. Voi, come sapete, l'Università di Udine, grazie ad Alberto, grazie a tutti i rettori che si sono preceduti, ma in particolarmente dalla Cristiana Compagno in avanti, ci sono stati una serie di riflessioni proprio sulla terza missione. La terza missione è la missione sociale dell'università, la missione che vede l'inserimento dell'università proprio sul territorio. L'inserimento dell'università sul territorio produce una ricchezza, produce qualità, quella che stesso diceva il professor De Toni qualche tempo prima. Pertanto noi che cosa abbiamo fatto? E ringrazio qui il professor Bresadola che vedo presente. Abbiamo iniziato a fare quello che potevamo fare noi da medici e abbiamo creato un format Memo, appunti per il cambiamento. Lo trovate sul sito di Uniud ed è un format che noi abbiamo voluto. Un'enciclopedia multimediale dell'era post-Covid, dall'approccio multidisciplinare e divulgativo per approfondire i 1000 aspetti di una malattia che ancora non conosciamo a fondo. Si chiama Memo, la nuova piattaforma digitale dell'Università di Udine, promossa dai dipartimenti di area medica e di studi umanistici. Un progetto maturato durante la fase di lockdown che vuole diventare uno strumento di comunicazione per supportare la comunità scientifica e la società civile nell'affrontare con più strumenti possibili, quelli della conoscenza, le nuove sfide che ancora ci attendono. Un patrimonio accessibile a tutti, sottolinea il rettore dell'Ateneo Friulano Pinton. Delle pillole, dei memo, degli appunti su quello che era la situazione di attualità, cioè quindi in piena pandemia di Covid, ma anche con una vista al futuro di come potrebbe essere, come potrebbe rappresentarci la società nel prossimo futuro. 13 gli esperti chiamati sinora ad esprimersi su temi più interessati dalla pandemia, 12 le testimonianze, una piattaforma, ci dice uno degli ideatori del progetto, Massimo Robioni, ideata soprattutto per i giovani. La nostra volontà di voler riportare una certa verità per fare chiarezza, per diffondere ai giovani un messaggio e capire che cosa è successo, cosa si può imparare da questa esperienza. Una visione della pandemia, sottolinea uno degli altri ideatori del progetto, Vittorio Bresadola, che coinvolge non solo medici, anche per capire quali errori stia commettendo ogni categoria professionale. Non è detto che se io faccio il medico per forza sappia di epidemiologia, per esempio, e men che meno probabilmente non tanto il giornalista, ma anche il giornalista sappia di medicina. Io penso che specialmente quando si sa poco, come in questo caso, perché in questi mesi abbiamo avuto un'esperienza di una cosa nuova, come ben sappiamo, su cui poco sappiamo e molte cose le abbiamo imparate nel divenire, penso che ci voglia sempre un momento di riflessione. Ecco, è così importante partire da uno scenario che deve essere uno scenario di contesto, cioè dare un perimetro a cosa stava succedendo. Voi sapete che c'erano dei pareri discordanti sulla è un virus poco virulento, è qualcosa che si esaurisce subito. E noi abbiamo pensato, attraverso gli esperti, attraverso le persone che avevamo in casa, la cultura di dare questo messaggio. E contestualizzando lo scenario ci rendiamo conto come il Giappone, con Fukuyama, ha dato un messaggio molto importante della cosiddetta società 5.0, la società superintelligente. Che cos'è una società superintelligente? Una società centrata sull'uomo. E qui introduciamo il concetto dell'umanizzazione. È evidente che l'uomo dà umanizzazione in qualunque settore essa sia, e dobbiamo considerare che questa società centrata sull'uomo vede il coinvolgimento di scienza, tecnica e innovazione. Scienza, tecnica e innovazione che si crea per affrontare le sfide sociali, scienze, tecniche e innovazioni che vengono gestite dall'uomo, e a questo punto quello che
diceva il professor De Toni, della digitalizzazione anche prima nel video, diventa uno strumento a favore dell'uomo e quindi è un altro aspetto umanizzante che poi si può traslare e declinare nei vari aspetti, dalla medicina all'economia agli aspetti sociali. E come terzo punto invece c'era proprio questa interazione importantissima dell'innovazione con la tecnica e con la tecnologia e con la scienza, che ha alimentato quello che è l'integrazione tra le aziende e l'università. Tutto questo naturalmente promuove lo sviluppo, promuove il progresso e in realtà, proprio come diceva Pasolini, che lo sviluppo è il potenziamento di una sola dimensione, noi miriamo al progresso, quello di star meglio di una popolazione. E per star meglio di una popolazione ci vuole, dopo uno shock di questo tipo, una ripresa, una resilienza, tant'è vero che il nostro piano di ripresa e resilienza è quello che oggi viene portato e che darà dei benefici, ci auguriamo, in tutti gli ambiti. E proprio sulla resilienza che volevo offrire un'altra perla della professoressa Compagno, vediamo se parte questo video, che ha rilasciato una bella intervista nel nostro Memo. Resilienza. Resilienza è la parola chiave che segna proprio la nostra epoca, un'epoca che vede crisi ininterrotte dal 2008 ad oggi, e oggi siamo in piena crisi sanitaria e anche economica, sociale e politica. La resilienza è un termine che nasce in campi disciplinari ben specifici, nella metallurgia, nella meccanica, nell'ingegneria, nella fisica, nella psicologia, nell'ecologia, e viene trasportata nell'ambito dell'economia in occasione della crisi dei debiti sovrani nel 2011, ma anche viene trasportata nell'economia in seguito alla sua diffusione a livello mondiale in occasione del principio America Resiliente lanciato da Obama. Bene, allora che cos'è la resilienza in economia? Un sistema economico, si dice resiliente, se è in grado di assorbire perturbazioni, shock molto gravi e ripristinare la propria funzionalità originaria. Per un'impresa che è un'unità nel sistema economico significa ancora mantenere la propria funzionalità, sostenibilità, continuità anche a fronte di crisi gravissime. Resilienza è il contrario di fragilità, ma resilienza non è sinonimo di resistenza. Io resisto perché mi oppongo a un attrito, mi oppongo a una crisi, mi oppongo a un evento negativo, mi oppongo, rischio di spezzarmi. La resilienza non è opposizione, è incorporazione e dar senso alla crisi e creare dalla crisi una nuova opportunità. E negli anni 40 il grande economista Schumpeter non parlava di resilienza, ma parlava di distruzione creatrice. Sistemi economici e imprenditori creavano dalla distruzione, quindi una visione positiva della crisi. Oggi non resistenti, ma resilienti. Professoressa Compagno, per averci chiarito, e anche questo tema lo trovate appunto in Memo Appunti per il cambiamento. Adesso voi starete dicendo e pensando, ma cosa ci fa un chirurgo maxillofacciale a parlare di questi argomenti? No, è un argomento importante perché noi abbiamo iniziato proprio con il Covid a riflettere su quella che è la sanità e adesso entriamo nel vivo del nostro argomento. Che cosa merita la popolazione dopo il Covid? Che cosa ha avuto la popolazione dopo il Covid? Secondo me la sanità italiana, anche con grandi contraddizioni, però si è gestita molto bene e ha dato l'opportunità per riflettere, to reshape, per rifare, ridare dei modelli di organizzazione. Noi nel nostro piccola unità operativa che può servire come esempio, e qui ho la fortuna che il professor De Toni mi ha permesso l'incontro con la dottoressa Ocello, abbiamo la dottoressa Bocini e altri miei collaboratori che sono qui presenti, perché abbiamo iniziato a ragionare su che cosa potesse essere utile ai pazienti. Abbiamo visto che per esempio la telemedicina, sapete cos'è la telemedicina? Oggi si parla tanto di telemedicina, era un capitolo scritto già nel 2011, mai applicato, l'abbiamo tirato fuori dal cassetto. L'abbiamo tirato fuori dal cassetto ancora prima che venisse la pandemia
E nel momento della pandemia avevamo dei pazienti oncologici operati che erano ritornati in Sicilia. Come facevi a contattarli? Come facevi a stare vicino? La telemedicina è stato uno strumento umanizzante e quindi con quello che diceva prima il mio amico Alessandro Cavarape, come si coniugano questi due aspetti di tecnologia e di umanizzazione? Noi abbiamo creato un termine che è la tecno-umanizzazione, cioè quella tecnologia mediata dall'uomo che rende virtuoso questo processo, questo assemblaggio, questa sinergia tra due mondi apparentemente distanti. Abbiamo lavorato sull'organizzazione, grazie ancora una volta al professor De Toni, grazie alla dottoressa Ocello, perché l'organizzazione, dove non c'è organizzazione non c'è buona sanità. Questo è un must. Se non ci si organizza non c'è buona sanità. E poi ci si deve organizzare per forza, perché per innestare tecnologie, di innestare innovazione ci deve essere un cambio di paradigma, un cambio di mentalità, un cambio di substrato sociale, comprensione da parte della popolazione e un cambio di substrato proprio del cambiamento strutturale, dei modi di pensare all'interno delle strutture delle aziende sanitarie universitarie. Parlo delle aziende sanitarie universitarie in particolar modo, ma è ovvio che poi esiste tutto un territorio, che è quello che viene oggi un po' criminalizzato e un po' rivisto in un'ottica di rivalutazione, perché il territorio dovrà essere quello che accoglierà le case di comunità e gli ospedali di comunità, quello che creerà la sinergia tra il grande ospedale, hub, gli spoke e queste strutture. E poi abbiamo l'innovazione e la tecno-umanizzazione. Questo per noi sono 3 punti sui quali abbiamo ragionato e abbiamo pensato di andare avanti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una piccolissima esperienza di telemedicina. All'inizio nella nostra azienda sanitaria universitaria non c'erano gli strumenti per fare telemedicina. Abbiamo utilizzato una piattaforma Zoom con tutta la protezione della privacy, ma per stare molto vicini, e con un sistema sperimentale abbiamo creato una modalità d'accesso, abbiamo raccolto dei questionari, abbiamo chiesto a tutti i pazienti che ci dessero informazioni sul loro grado, sulla loro alfabetizzazione in ambito di tecnologia, e chi non l'aveva perché erano persone anziane si faceva aiutare dalla famiglia. E qua entriamo in un concetto che vi anticipo, che vi porterò più avanti, quello della medicina partecipativa, che è una cosa importante, partecipazione, partner di cura tra i medici ed i pazienti. Poi abbiamo creato un ambulatorio virtuale. Questo è un ambulatorio sostenibile, l'ambulatorio virtuale è sostenibile, costi zero, perché non ci sono garze, non ci sono infermiere, non ci sono altre strutture, ed è un ambulatorio che puoi fare nel tuo studio, puoi fare in una biblioteca, puoi fare dappertutto. L'importante è che devi cominciare a capire e a ragionare in termini di semeiologia fatta in telecomunicazione. Quindi abbiamo coniato un termine, noi, ma simultaneamente anche i francesi c'erano arrivati forse un pochettino prima, che era la telesemeiologia, cioè riuscire a capire quali segni e quali sintomi attraverso una visita fatta in televisione con degli strumenti particolari che poi si stanno continuamente perfezionando, fare una visita completa che, diciamo, al momento attuale non sostituisce ancora la visita di persona, la visita in presenza, ma che è un aiuto. È un aiuto, se non altro, per stare vicino ai malati. È una prima grandissima verità. E poi abbiamo adottato delle schede di valutazione. Stiamo raccogliendo i dati, ora siamo sul territorio italiano, abbiamo diffuso già abbastanza questa nostra idea, e vedete, siamo riusciti a curare, a visitare, a tenere il contatto con pazienti che avevano il cancro del cavo orale, pazienti dismorfici, pazienti con l'articolazione temporomandibolare. Diversi ambiti sono stati esplorati con la telemedicina. Abbiamo creato un sistema di connessione, una rete che ha esplorato il Friuli Venezia Giulia, ma è stata estesa anche al resto d'Italia. Questo per noi significa aver portato dell'innovazione con una tecnologia già a disposizione delle persone, tecnologia che è basata, basta uno smartphone, semplicissimo, e qui abbiamo fatto un progetto scalabile, sostenibile, anche questo. La sanità come driver di crescita. È importante questo concetto perché vogliamo ripensare, ed ecco qua piano piano, vedete, entriamo nel mood della nostra relazione, una prospettiva di medio e lungo periodo, dove, se voi considerate che la sanità deve
è un tema grandissimo, ovviamente. Noi stiamo affrontando un pensiero è nobile, un pensiero, un'idea va ascoltata, specie quando è fatta di buonsenso, quando è fatta vista da chi sta dietro le quinte, vede cosa sobbolle in pentola, cosa richiedono i malati. Noi siamo molto attenti a questo aspetto che diventa, diciamo, innovativo, diventa fondamentale per il paziente. Allora abbiamo pensato che per favorire una crescita di una società ci deve essere un invecchiamento attivo. Un invecchiamento attivo significa un modo di invecchiare in salute, quindi gli ospedali come luogo di benessere, certo come luogo di cura, ma anche come luogo di benessere. Se voi considerate che partendo dalla persona, che per noi è il primo momento di riflessione, passiamo, se la persona è in salute può lavorare, se la persona è in salute può lavorare, può alimentare l'industria, può creare ricchezza, può ragionare, e la ricerca, la tecnologia e l'intelligenza artificiale portano a un miglioramento della qualità di vita. Per la popolazione il progresso, quella famosa distinzione che vi dicevo prima, questo è progresso, quindi noi adottiamo nella nostra idea di sviluppo di una piccola unità operativa, abbiamo in mente come si dovrebbe strutturare un grande ospedale. Ovviamente è una visione questa, è una visione che il mio gruppo sposa a 360 gradi ed è la visione della medicina 5P. Una medicina 5P che, se voi riassumete, è partecipativa, predittiva, preventiva, di precisione e personalizzata. Eccola qua, la medicina a 5P, questa medicina che è preventiva negli stili di vita. Noi dobbiamo pensare che la prevenzione diventa un primo punto fondamentale. Ragionare e pensare che tutti i sistemi organizzati vadano a ragionare in questo modo, non solo il medico, ma anche l'amministrativo, anche il manager deve ragionare. Chi lavora in ospedale, chi lavora in una struttura del genere, deve ragionare che qualunque carta firma, quella carta è fatta per il benessere del paziente. Non possiamo pensare che chi firma una carta alla Danieli può essere la stessa carta che firma l'amministrativo per acquistare la protesi. È un cambio di mentalità, un cambio di paradigma. È predittiva perché noi dobbiamo avere la possibilità di predire il nostro futuro, perché l'invecchiamento attivo deve diventare anche sostenibilità. È personalizzata, sempre più le ricerche in ambito medico e le ricerche in ambito chirurgico ci permettono di finalizzare degli interventi calibrati sul paziente, sia per le terapie in ambito oncologico, sia per le terapie in ambito chirurgico. È partecipativa perché? Perché la presa in carico del paziente unisce concetti fondamentali, quello della partner di cura, siamo partner di cura con il paziente, il medico, la famiglia, e la personalizzazione, presa in carico globale del paziente. E poi c'è la medicina di precisione, che ci permette di raggiungere delle zone indovate in profondità del nostro organismo, ma con degli interventi mini-invasivi. Tutto questo è dare uno sguardo al futuro e prepararci per questo ingresso innovativo e tecnologico in piena consapevolezza. Ecco qua. Modello ideale d'ospedale. Allora, come pensiamo in un modello ideale d'ospedale? Qui vedo il professor Tenore, il professor Ambesi, che sono stati dei luminari in quest'ambito, anche nell'ambito della nostra facoltà di medicina. Se noi consideriamo una cellula, un'unità funzionale, un nefrone, una cellula deve esprimere tutta la funzionalità di quell'organo. Il nefrone esprime la funzionalità del rene, no? Per esempio l'epatocita, quella del fegato. Noi, come unità operativa singola, siamo un'unità funzionale dell'ospedale, quindi vogliamo ragionare e trasliamo all'interno della nostra idea di riorganizzazione tutti questi concetti. Oggigiorno non possiamo pensare di avere un ospedale che non sia organizzato, non possiamo pensare di non avere un ospedale che non dia la continuità di cura con il territorio, che non sia innovativo e non abbia strumenti che permettono in grado di raggiungere il paziente sul territorio a distanza. Deve essere quindi un ospedale umanizzante, un ospedale dove si fa ricerca e dove si fa tanta anche didattica e formazione. Questo significa, ed è provato, che in tutti gli ospedali dove insistono degli istituti di ricerca, la qualità della prestazione assistenziale è nettamente migliore rispetto a laddove non c'è questa prerogativa.
modello ideale d'ospedale ha una visione, c'è una squadra che è fatta di persone, non ci dimentichiamo, nulla viene demandato alla macchina, una struttura fatta da persone, una squadra che lavora per il paziente come persona, e qua entriamo proprio nel concetto di umanizzazione vero e proprio. Il paziente non è un numero, non è una malattia, il paziente è una persona con le sue fragilità, con il suo pensiero, con la sua dignità. E questo concetto della dignità è qualcosa che mi fa pensare, perché la dignità che si perde quando ti viene comunicata una diagnosi di una malattia è qualcosa che cambia completamente. Quindi l'umanizzazione diventa un elemento portante in medicina, non possiamo prescindere. Il gesto tecnico lo dobbiamo dare per scontato, devi essere bravo, se sei lì ad operare devi essere bravo. Quello umanizzante, quello non è dato per scontato, non tutti ce l'hanno, e qui su questo bisogna lavorare, perché essere partner di cura significa proprio fare questo. E mi viene in mente il concetto quando Philipp Roth ha intervistato Primo Levi, il muratore di Auschwitz, che il muratore di Auschwitz faceva sempre il muro perfetto, e lui odiava i nazisti, odiava eppure la dignità del suo lavoro. I suoi muri erano i muri più perfetti, lui li costruiva, e questa è dignità del lavoro ben fatto. Il lavoro ben fatto deve essere il lavoro che facciamo noi medici nei confronti delle persone che soffrono, e quindi questo è un punto che ha poco a che vedere con l'aspetto innovativo in senso stretto, ma è il più innovativo invece. Quindi dobbiamo creare nel nostro modello di ospedale alte capacità di prestazioni, cure, un ecosistema che deve migliorare e integrare l'innovazione, la ricerca e la formazione, la prevenzione, il mantenimento dell'autonomia delle persone e l'invecchiamento attivo. Quindi, vedete, questi sono tutti punti che fanno dell'ospedale un luogo di benessere. Solo quando poi si arriva alla malattia, che significa che qualcosa si è perso, o che comunque la malattia è un evento purtroppo tante volte ineluttabile, e i servizi che vengono erogati a domicilio, si crea una rete perché evita il sovraffollamento, crea la green economy, favorisce la green economy, perché se la gente viene curata in periferia, viene curata a casa, viene curata con la telemedicina, è evidente che non affolla gli ospedali, non prende la macchina, non consuma corrente, non consuma benzina, e quindi c'è una sostenibilità. Ed ecco come i temi che si incrociano e si intersecano tra sanità, sociale, economia, diventa tutt'uno, e quindi era necessario a questo punto fare un'introduzione doverosa da parte del professor De Toni. E ancora la nostra visione clinico-organizzativa, il nostro progetto di miglioramento. Noi stiamo scandagliando tutte le parti della nostra clinica per migliorare, per dare sempre qualità. Dare qualità evidentemente è anche un problema di cultura. Dare qualità negli ospedali oggi significa comunque cambiare radicalmente il pensiero, ma cambiare radicalmente il pensiero ovviamente ha la necessità di avere delle persone, perché il pensiero è fatto dalle persone, più persone che cooperano nella stessa direzione possono andare nella dimensione di un cambiamento. La dimensione del cambiamento evidentemente porta a quella società 5.0, la società intelligente. Vedete, dopo aver fatto questo passaggio attraverso la medicina e l'organizzazione in medicina, poi vanno declinati i vari aspetti, ovviamente non è questa la sede adatta, però torniamo alla società 5.0, questa società intelligente centrata sull'uomo, l'uomo che pensa, l'uomo che cambia, l'uomo che investe per il futuro. E naturalmente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è quello che adesso porterà nelle casse degli italiani, nelle casse, speriamo, degli ospedali e delle aziende sanitarie universitarie, dei soldi che favoriranno questo processo, questo percorso. Prego. Il valore del team. Il team è ovvio che la persona in un gruppo è un insieme di persone. Il team è qualcosa che coopera, che lavora insieme per dare valore a questo. Il valore del team, c'è una distinzione fatta da Jim Scars, questo
filosofo che parla del gioco finito e il gioco infinito. Noi siamo nel gioco infinito, se la leggete capite bene, perché la partita, il gioco finito inizia e finisce, la partita finisce là, è chiuso, gli attori escono di scena. Noi siamo nella sanità nel gioco infinito, il gioco non finisce mai, ci rincorriamo e cerchiamo di migliorare e crescere sempre. Questa migliorare e crescere significa avere sempre una visione per il futuro, avvalersi della ricerca, avvalersi delle tecnologie che ci portano evidentemente lontano. E qua voglio farvi vedere che è un po' la sintesi di quello che abbiamo fatto, senza nessuna raccomandazione, senza nessun aggancio particolare. TG2 ci ha contattato perché ha saputo che stavamo facendo un piccolo processo di miglioramento e noi gli abbiamo mostrato che cosa abbiamo fatto in ambito oncologico, che cosa facciamo per noi, per dare quel senso del lavoro ben fatto, del muretto sempre fatto perfettamente, è quello che possiamo offrire ai nostri pazienti. Buongiorno e bentornati a Medicina 33. Oggi il chirurgo è sempre più al passo con i progressi della tecnologia. Pensate, un intervento maxillofacciale per un tumore alla mandibola che utilizza realtà virtuale e tecnologia 3D. Tecnologia avanzatissima, ma anche un approccio umano consistente per un tumore alla mandibola. Sentiamo Andrea Martino, poi torniamo in studio. 2 anni e mezzo fa circa ho cominciato ad avere dei fastidi nella masticazione alla parte destra della bocca, nella parte bassa nel dente. Inizialmente ho pensato che fosse una carie, insomma qualcosa. Per Dora sono così iniziate una serie di visite mediche che l'hanno portata fin qui all'ospedale universitario di Udine, nella clinica di chirurgia maxillofacciale, dove le è stato diagnosticato un tumore. Il professore con grande umanità mi ha spiegato che si era infiltrato nell'osso della mandibola e quindi inizialmente sembrava che dovessimo solo grattare la mandibola, invece poi mi ha fatto capire che era andato un po' oltre e per scongiurare che potesse infiltrarsi ulteriormente dovevamo togliere la mandibola o pezzo di mandibola. La paziente è stata sottoposta ad intervento di resezione mandibolare ed una ricostruzione simultanea dei tessuti molli e dei tessuti duri, prelevando un segmento di perone che è stato scolpito in maniera assolutamente precisa, perfetta, come la mandibola della paziente, ed è stato fissato con delle placche, anche queste costruite su misura per la paziente. Un intervento complesso, un lavoro di equipe con anestesisti e rianimatori e l'utilizzo della realtà virtuale. Avvalersi di una tecnologia di questo tipo significa programmare esattamente nel minimo dettaglio l'intervento chirurgico, quindi sia nella fase demolitiva e soprattutto nella fase ricostruttiva. Con un intervento pianificato al computer anche il paziente ne esce rassicurato. La parte umanizzante diventa centrale nel nostro approccio al paziente, quindi medicina partecipativa, diventiamo partner di cura con i nostri pazienti e con le famiglie, e la possibilità di poter spiegare e di poter parlare con i nostri pazienti facendo vedere un modellino o facendo vedere un cartone animato di una progettazione. Questo evidentemente chiarisce molti dubbi, ma soprattutto rasserena il paziente. Mi hanno fatto vedere la mia operazione, come sarebbe stata a computer e come sarebbe stata su misura per il mio problema. Mi sono sempre sentita al sicuro e quindi questo mi ha aiutato, no, nell'affrontare questo problema in maniera un po' più coraggiosa. La chirurgia virtuale e la progettazione ovviamente virtuale è qualcosa che si applica a tutti i campi della chirurgia maxillofacciale, in particolare ai campi dove si vede una ricostruzione ossea in prima battuta, ti permette di progettare sia demolizioni che ricostruzione tessuti duri e tessuti molli, sia per la mandibola,
per il mascellare, per la parte dell'orbita. Tecnologia che può dunque essere applicata in tutti quei casi che richiedano una chirurgia di precisione. Tutto ha inizio da una TAC o una risonanza magnetica della zona da trattare, poi si passa alla progettazione virtuale tridimensionale. Questi modelli tridimensionali, a cui appunto ci si riferisce come realtà virtuale, sono il presupposto per la simulazione dell'intervento chirurgico, quindi l'anticipazione e la programmazione più realistica possibile delle manovre che il chirurgo eseguirà al tavolo operatorio. Con una stampante 3D si realizza la struttura anatomica che servirà per l'intervento. Un team di specialisti effettua le ultime verifiche, poi si è pronti per la sala operatoria. Importiamo il nostro progetto virtuale all'interno di un navigatore che fungerà come da GPS, consentendo di identificare intraoperatoriamente ad ogni passo chirurgico l'esatta posizione all'interno del campo operatorio. Laboratori di progettazione chirurgica virtuale, stampa tridimensionale, un polo d'eccellenza dove nascono medici sempre più specializzati. Dobbiamo formare e avere all'interno dei nostri gruppi dei medici che abbiano delle competenze ingegneristiche e delle competenze ovviamente di medicina e chirurgia. La pianificazione dell'intervento ha accorciato i tempi in sala operatoria e quelli di recupero ed oggi Dora, una vita da atleta, è tornata alle sue passioni. Ho ripreso a correre, ho ripreso ad andare in bicicletta, ho ripreso a nuotare, ho ripreso a fare tutti gli sport. Io oltretutto insegno educazione fisica a scuola, non ho nessun problema a livello motorio e ho ripreso appunto anche a gareggiare. Sembra paradossale, ma forse è migliorata, perché un'esperienza così mi ha toccata profondamente, mi ha fatto vedere delle cose che prima non vedevo, quindi sicuramente vedo la vita in maniera diversa e anche lo sport me lo godo molto di più di prima. Bene, dicevamo con il professor Antonini durante il servizio quante eccellenze in Italia. Ecco, allora questo, grazie. È molto importante questo aspetto, perché in questo video abbiamo un po' riassunto che cosa è stato e cosa è il nostro lavoro di riorganizzativo e soprattutto di preparazione e di formazione. Abbiamo affrontato tutti gli aspetti e questo lavoro è un lavoro sostenibile. Pensate che affidare a terzi progettazione e costruzione di modelli stereolitografici ha un costo altissimo. Noi lo facciamo in casa con dei costi bassissimi e lo facciamo ad alto livello. Abbiamo la possibilità di avere al nostro interno uno spazio dedicato all'interno del centro di simulazione, di avere delle persone altamente qualificate e alla luce anche del rispetto della legge dell'MDR 2021 che regolamenta tutti questi passaggi, perché tutti questi passaggi fatti in virtuale e poi trasferiti in sala operatoria devono essere certificati, non si può prescindere, non puoi avere un software X e fare una progettazione di questo tipo. Questo significa aver fatto un passo avanti con l'innovazione e la tecnologia a favore del paziente e anche in un'ottica umanizzante, con una sostenibilità ambientale, una sostenibilità economica. Tutto questo lo facciamo a Udine e io volevo concludere con due piccole conclusioni, permettetemi. Qui in aula ho visto tra l'altro anche una nostra paziente che qualche tempo fa, a testimonianza dell'aspetto umanizzante, mi ha scritto una mail che io vorrei leggere, non i complimenti che sono stati fatti a noi, che quella per i quali ho già ringraziato, ma per quello che ha scritto. Mi ha riportato una storia. Uno studente chiese all'antropologa Margaret Mead quale riteneva fosse il primo segno di civiltà in una cultura. Lo studente si aspettava che Mead parlasse di ami, pentole di terracotta e macine di pietra, ma non fu così. Mead disse che il primo segno di civiltà in una cultura antica era un femore rotto e poi guarito. Spiegò che nel regno animale se ti rompi una gamba muori. Non puoi scappare dal pericolo, andare al fiume a bere qualcosa o cercare cibo. Sei carne per bestie predatrici che si aggirano intorno a te. Nessun animale sopravvive a una gamba rotta abbastanza a lungo perché l'osso guarisca. Un femore rotto che è guarito è la prova che qualcuno si è preso il tempo di stare con colui che è caduto, ne ha bendato le ferite, lo ha portato in un luogo sicuro e lo ha aiutato a riprendersi. Mead disse che aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto preciso in cui la civiltà inizia.
Noi siamo al nostro meglio quando serviamo gli altri, essere civili è questo. E questo è la civiltà, è anche un altro aspetto della sostenibilità, perché una società civile che si arroga il diritto di essere chiamata tale è una società che dà benessere. Quindi in conclusione ringrazio l'Elisabetta che ha fatto lei queste conclusioni. Persone e professionalità pensanti, dotate di menti organizzate e sempre in evoluzione, che operano in sistemi sanitari organizzati al fine di favorire l'applicazione delle 5P e l'applicazione dell'innovazione tecnologica che, se applicati in processi organizzativi fluidi e lineari, diventano un effettivo supporto alla mente, al cuore e alle mani di chirurghi, medici, infermieri e operatori sanitari per offrire una sanità pubblica ad alto valore umanizzante, innovativa e ad alto impatto tecnologico. E permettetemi in quest'ultima cosa, che la dedico a mia moglie e ai miei figli, ai quali ho rubato tanto tempo dedicato, un mio pensiero del modo di essere chirurgo. Fare il chirurgo è un mestiere complesso e completo, forse tra i più belli, nel quale bisogna essere preparati, aggiornati, ma anche capaci di gestire lo stress, abili manualmente, ma anche preparati scientificamente, sensibili dal punto di vista umano ed empatici. Il prodotto deve essere il frutto di passione, dedizione e pazienza. Deve diventare un modo di essere che abbracci anche la vostra vita privata per diventare un unicum fatto di amore ed equilibrio, come modalità dedicata alla propria esistenza. Il chirurgo deve possedere nella sua anima raffinatezza, eleganza ed allo stesso tempo incisività e risolutezza. Deve elevare il proprio agire ed il proprio sapere per le azioni più nobili dedicate al benessere del genere umano. Il posto dove si sublima il nostro lavoro è la sala operatoria. All'interno di questo santuario del culto chirurgico, che rappresenta il punto finale di arrivo, si giunge quando si ha qualcosa da dire, da fare o da osservare. Ed è lì che si esprimono i propri talenti ed i valori dell'uomo attraverso il sapere ed il rispetto di tutti. Grazie.